buonasera, benvenuti, le 21 e 4-5 minuti, minuto più, minuto meno, entrate in collegamento diretto con il Franklin, quindi questa prima di Al Lupo siamo ritornati nei locali con grande attenzione, naturalmente abbiamo anche il misuratore di temperatura, siamo attrezzati insomma, io pare che, quanto è Aldo? Quanto è? 30? 36,1. Mizzica. Avvicinati, Aldo, vieni qua. Aldo naturalmente è una vita, Aldo tiene 38,5 Aldo. Allora, un abbraccio a tutti voi, dicevo, entrate in diretta qui con noi di Al Lupo, ritorna la trasmissione e certo con le dovute precauzioni saremo in giro nei locali, qui siamo al Franklin, siamo tutti diciamo tranquilli. Saluto gli amici, ma c'è Chicco, volevo salutare Chicco, me lo fate salutare Chicco perché è un ragazzo, un grande tifoso del Cosenza, come stai Chicco? Bene, bene. Tu che ruolo giochi? Attaccante. Sei un attaccante prossimamente, è un attaccante pesante però, eh? Quanti gol hai fatto lo scorso anno? Un po'. Un po' l'hai fatti, una decina, tu giochi con? Il Coscarello. Che è Castro Libero, giusto? Bocca al lupo, avvocato, buonasera, avvocato Calvelli, ciao Luigi, come stai? Bene, puoi togliere la mascherina, dai, che tanto siamo a distanza. Complimenti per tutto, ragazzi. Poi Salvatore, eccolo qua, Salvatore, ciao. Come stai, Salvatore? Buonasera, signor Fabio, benvenuto al Franklin. Benvenuto. E allora, Salvatore, poi più tardi, naturalmente, agli ospiti, so che lo chef ha preparato una cosa particolare per noi. Esattamente, dopo... Ma dimmela, anticipala, ho sentito. Allora, come primi piatti, stasera abbiamo preparato uno gnocchetto cacio e pepe con fiori di zucca. Sempre chilometro zero, fiori di zucca, chilometro zero. Sono il buio. Come secondo invece un hamburger di chianina con la buratina pugliese. Uno spettacolo, Franklin. Allora, la linea alla nostra Erika perché ci presenta gli ospiti. Prego Erika, ricordiamo che siamo in diretta qui dal Franklin, ritorna Al Lupo. Erika, te la Buonasera, buonasera e benvenuti cari amici di Al Lupo. Sono emozionata nel presentare per il terzo anno consecutivo questa trasmissione accanto al nostro Fabio, che ringrazio per la fiducia che mi ha riposto per arrivare fin qui. Un grazie allo staff di TEN, Roberto, Francesco e Alessandra che ci accompagnano in questo percorso, ma un ringraziamento in particolare va innanzitutto alla società del Cosenza Calcio e a tutto lo staff che hanno permesso la permanenza in Serie B. Quindi ragazzi... Ti sei preparato proprio un discorso. Sì, vabbè, ma l'ho scritto perché sono molto emozionata, come ben sai il terzo anno, Fabio. T'ha studiata sta cosa, vabbè, prego. Poi... Dicevo, quindi ci hanno permesso appunto questo sogno, non ci hanno concesso la retrocessione in Serie C, quindi benvenuto a questo nuovo campionato 2020-2021 e che sia un buon inizio per tutti. Beh, si merita un applauso, dai, facciamo un applauso alla nostra Erika, brava Erika. Allora, prego. Sì, iniziamo a presentare gli ospiti di questa sera. Benvenuto Avvocato Tocci, buonasera. Buonasera Claudio. Buonasera, benvenuto all'Avvocato Benvenuto Tocci, all'addetto stampa del Cosenza Calcio Gianluca Pasqua, ben ritrovato. Buonasera, ci troviamo qua, guarda caso, in un locale che ci ha ospitato prima del lockdown. Certo. E quindi là si parlava di una situazione disperata, ok? Siamo contenti di essere invece di nuovo in Serie B e ci apprestiamo con entusiasmo a vivere questa nuova avventura. Speriamo bene, speriamo bene. Da questa parte Franco Florio, presentiamo l'ex giocatore del Cosenza nonché ex allenatore della Miami United. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Franco, buonasera anche a Franco. Abbiamo misurato la temperatura, sì? Sì. Abbiamo Federico Fedele, il giocatore... Aspetta un attimo. Vediamo l'avvocato come è messo, avvocato, vediamo. 35,6, avvocato, proprio un sangue nudo. Vediamo un attimo. Con questo caldo arriva anche a 37. 36,1, Gianluca. Ma secondo me questi termini sono tutti sempre le stesse cose, pure che non c'è la febbre 36. Andiamo ad alzare. Vediamo Franco Florio. 36,2, insomma. Stavi presentando che cosa? Stavo presentando il nuovo giocatore della Pirossigeno, Federico Fedele. Ricordiamo calcio a 5 che quest'anno gioca in Serie A. Quindi tu sei un ex giocatore della nazionale dell'Uruguay, giusto? Uruguay. Esattamente, buonasera a tutti. Che è amico buonasera e benvenuto. Vabbè, c'è Baez, abbiamo Sì, Jeremy qua, parlando Baez. prima, sì, mi sa che sta giocando qui, sì. Tu mi dicevi che i tuoi sono di Salerno originari.
I miei originalmente sì, di Salerno, Piciotta, esattamente. Come? Piciotta. Piciotta. Pisciotta, va bene, vicino Salerno. Va bene, benvenuto in Italia, benvenuto a Cosenza. Vediamo tu come stai a cosa, temperatura? Insomma, Temperatura 36,5, insomma, Calè, si sta alzando. Prego. Gli ultimi Guarda. saranno i primi. Benvenuto al nostro opinionista fedele, che è rimasto sempre con noi dalla prima all'ultima puntata, Michele Geraso. Benvenuto. Grazie a voi per avermi richiamato qui a seguire le sorti del nostro Cosenza. Vediamo Michele come è messo, vedi qua, girati sta cosa. Una bella cosa tu fatto qua della 36,4, Michele. Insomma, allora. Fabio, tu io l'hai direi- misurata? Sì, 32. 32, benissimo. È il primo in classifica, 36,4 la temperatura. 36 gradi. Allora io direi di dare voce e microfono a Gianluca perché adesso facciamo gli do il mio, Gianluca. Prego, io guardo. Allora Gianluca, praticamente doveva esserci Saracco insieme a noi, però lo staff medico, insomma anche la società per il momento ha ritenuto opportuno fermarsi con i calciatori, poi dalla prossima vediamo, poi si parlerà. Ci siamo consultati con lo staff medico responsabile Nino Avventuriera, con la società e anche con le altre società di Serie B ci siamo confrontati. Non c'è nel protocollo qualcosa che preveda il comportamento al di fuori dell'orario di lavoro del calciatore, perché chiaramente il calciatore una volta che torna a casa non è in ritiro, può scegliere di vivere in una maniera insomma come vuole, tra virgolette, però certo bisogna rispettare delle regole che lo tengano al riparo da rischio contagio, visto che siamo sottoposti ogni 4 giorni al tampone rinofaringeo, siamo sottoposti al serologico ogni 14 giorni, quindi è giusto preservare la salute dei giocatori. Avete visto quanti casi sono esplosi nelle squadre, è un caso, ci ha riguardato da vicino. Adesso Raffaele Schiavi sta benissimo, ha superato il problema in totale asintomaticità, però ha perso 15 giorni di tempo, così come li perderà probabilmente Ibrahimovic nel Milan e tutti gli altri casi che si sono verificati nelle società. Quindi massima cautela. Nelle società attuali di Serie B si stanno muovendo i dirigenti e si preservano invece i ragazzi che si collegano casomai via Skype. Speriamo di... Però io tu sai che via Skype non le faccio, che faccio no, perché noi siamo qui in esterna. No, quindi in esterna non posso fare sì, via Skype, però mi auguro insomma vedremo ogni che... tanto di essere qui come dirigenti. Però poi un'altra cosa io la penso, io penso che qua non è che ci dobbiamo chiudere perché adesso c'è sto Covid e non usciamo più, se no qua siamo veramente messi male. Io penso che usare la mascherina, le precauzioni, la distanza o meno, io penso che si possa uscire. Un calciatore non penso che non può andare a mangiare una pizza una sera, perché sennò siamo veramente messi male. Io mi auguro che dalle prossime, insomma, e poi io penso che l'interesse di chi vede queste trasmissioni sportive, perché non è che di calcio ne parliamo, sì, cerchiamo di fare una cosa leggera, e anche per la tifoseria io penso che uno accende, vuole vedere un calciatore, parla, lo segue, crea un po' di interesse, anche perché fermo restando che molte società stanno gridando e stanno alzando la voce che vogliono la gente allo stadio, quindi voglio sono dire... discorsi che non sì, vanno in antitesi, perché se io dico che il tifoso che vuole bene al giocatore, non solo di Cosenza, Lecce, Salerno, eccetera, eccetera, vuole che il giocatore sia sano, in forma, e quindi ma non solo i giocatori, dobbiamo essere tutti sani, appunto, dico, accetta questo sacrificio. Per carità. Per quanto riguarda il pubblico allo stadio, il Cosenza ricordo che è stata la prima società col presidente Guarascia a chiedere di aprire gli stadi, quando a Cosenza e in Calabria i contagi erano a 0 e quando in Italia c'era un contagio calante che era arrivato a 200-300 casi al giorno. Adesso siamo sui 1.700 casi al giorno, 2.000 quando si vanno a 107.000 tamponi, e in Calabria purtroppo siamo sulle decine di contagiati. Certo. È una situazione che comunque è sotto controllo, quindi permetterebbe almeno di avere il 20%-25% di spettatori allo stadio ben distanziati. È una realtà difficile quella del tifo, è una realtà difficile perché è difficile distanziarli, abbiamo visto alcuni episodi e alcune situazioni in tutto il mondo, però si può lavorare su questo
E poi soprattutto Vabbè, però Gianluca, scusatemi, a scuola vanno, i ragazzi vanno, sono seduti a 1 metro di a un metro di distanza. distanza. Cioè, voglio dire, io penso che un calciatore che partecipa a una trasmissione televisiva, io non No, voglio Franco, battere stiamo su parlando questo, adesso dello però voglio dire, stadio. non c'è niente di male, capito? Dello stadio. Io voglio dire che chi segue dall'altra parte, le persone che gli amano questi colori, magari che vedono l'avvocato Docci non gliene frega niente, scusami l'avvocato, però vedono Erico, a me, diciamo calciatori, non c'è, vabbè, i calciatori purtroppo c'è questa situazione, poi vediamo man mano, Vediamo dai, che se ci possiamo se attrezzare ci con lo attrezziamo Skype anche con lo qua, Skype, così sì. li I facciamo vediamo, almeno li sentire, vediamo. vedere e poi li vediamo, visto Ma che l'importante è che stanno bene, rincano bravo, la domenica, bravo il sabato, Gianluca. il mercoledì, eccetera, eccetera. Bravo Gianluca, hai detto una cosa sacrosanta, poi tutto il resto Poi lo sono io, noi le sopportiamo. facciamo lo stesso le trasmissioni, Abbiamo per carità di Dio. vissuto proprio qualche mese fa in questa una puntata drammatica, si ricorderà Michele Ceraso, quando veramente c'erano poche speranze e poi invece è andato tutto bene, dopo il lockdown siamo riusciti Ma con quella allora, straordinaria. qua lo dobbiamo dire nessuno, ci hanno dato tutti per spacciati, perché Tutti. erano tutti quanti arrabbiati. L'algoritmo, dalla è matematica vero. fino all'ultimo dei tifosi o allo scienziato del calcio, tutti ci avevano dato per spacciati. Del resto, ma era quasi normale darci per spacciati, perché uno non poteva pensare che il Cosenza poi sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto con Roberto Occhiuzzi in panchina dopo il lockdown. Era veramente un'impresa difficile, soprattutto perché anche le altre correvano, lo ha dimostrato il Trapani, anche se ha avuto partite diverse, diciamocelo, perché tre partite sono state giocate contro squadre senza stimoli. Il Cosenza ha avuto la bravura di vincere anche le gare dove gli avversari, tutte le gare dove gli avversari avevano bisogno di punti. Certo. Allora, grazie Gianluca, però vedi, i dirigenti parteciperanno, perché il Presidente ha detto i dirigenti, va un dirigente... Stiamo facendo un po' tutti così, un po' io mi tutti sono così. consultato gli addetti stampa. Aspettiamo un pochettino, dai, mo penso che la cosa... Allora, Franco Florio, io direi di dare voce e microfono a Franco Florio, poi sentiamo l'avvocato, un po' tutti quanti, allora prego Franco, allora, vabbè, abbiamo detto, lo scorso anno l'ha detto Erika, abbiamo avuto questa grande salvezza, insomma, hai visto la partita, questa prima, le prime, diciamo... Che vai a dire, Franco? Le prime sono quelle che bisogna stare con i piedi per terra e lavorare e vedere. Anche perché qualcuno, noi sappiamo bene, ancora la squadra è incompleta e sicuramente nei prossimi giorni, prima che chiuda il mercato, qualche altro colpo arriverà. Ma sicuramente parlavi dell'anno scorso, è stata un'impresa eccezionale, bisogna dire un bravo a tutti quelli che hanno partecipato a questa impresa incredibile. Devo dire che il mister Occhiuzzi ha fatto un lavoro eccellente con tutti i calciatori e quest'anno ha ricominciato sicuramente con una squadra ancora non completa, però si vede la sua mano, si vede che è un grande tecnico, è molto preparato. La squadra non ha fatto una grande prestazione, però si è vista una squadra ordinata, probabilmente manca qualcosa in tutti i reparti, però si vede la mano dell'allenatore e questa è una cosa importante già. Allora guarda, ti chiamano Francolino, vedi che cosa bella, perché c'è un signore, un grande abbraccio a Francolino Florio da parte di Mauro Candido, si chiama così. Sì, Mauro è un mio ex compagno di scuola, delle scuole elementari, quindi Pensa ci tu, conosciamo dalle scuole elementari tutti quelli che mi conoscono da tantissimi anni mi chiamano Francolino. Francolino, bello, eh? Sì. Grande esperienza di Franco anche alla Roma, insomma, che bella cosa, Franco? È la verità. Sì, diciamo, sono passati un po' di anni, ho fatto esperienza in varie squadre. Poi hai fatto questa esperienza anche di allenatore? Sì, ho fatto l'allenatore all'estero per 6 anni. Ma dico pure, Guarasci non ti potevi chiamare pure, ti potevi coinvolgere, scusa. Ma io sono stato 3 anni col Cosenza, è stata sta. una grande esperienza, ho fatto una partita in prima squadra. Lui è un allenatore imbattuto perché Florio. ha sostituito in panchina contro la Nissa, giocato a Rosarno, Bravissimo, e abbiamo Gianluca. vinto 1-0, ho fatto la telecronaca. Sì, una memoria storica, No, come fai a Gianluca sa dimenticarselo? tutto, quindi allora. E abbiamo vinto, poi naturalmente è stato... sono stato con la prima squadra, sono stato col settore giovanile, ho fatto la juniores, ho fatto la Berretti. Credo che ci siano dei tecnici validissimi col Cosenza, quindi Vabbè, niente da dire. io lo dico, spero in dico di futuro tutti, Fabio magari, guarda, Franco, lo ti dico di ringrazio. No, io spero parlo in del futuro, chilometro zero, perché noi abbiamo nei i talenti prossimi qua da anni, noi. nei prossimi anni purtroppo. magari, no, mai dire mai, sicuramente mai dire mai, sarebbe sì, dai. un grande piacere e un onore. Senti, vabbè, poi ti chiedo cosa ti è piaciuto. Mi è piaciuto di per il primo approccio della Serie B, perché danno già le solite cose, gli addetti ai lavori, vince chi, vince chi là, già danno detto che chi vince. Allora, Avvocato Tocci, buonasera, benvenuto, poi andiamo sull'altro
l'altra mano sinistra con gli altri osi. Avvocato, complimenti per la cravatta abbinata alla mascherina, proprio orologio, sì, sì, bravo l'avvocato. Allora, avvocato, buonasera, benvenuto, prego. Condivido punto per punto tutto quello che ha detto Gianluca Pasqua. Benissimo. Lo sottoscrivo in pieno. Per quanto riguarda i giocatori, io aggiungerei un elemento in più, perché non solo si è responsabile... Però, avvocato, scusa, non è che te lo dico, la mascherina te la puoi cacciare perché puoi parlare. Te la puoi togliere. Ho l'obbligo nei confronti di una persona che non me la posso togliere. Ah, va bene, ho capito. E allora? Se non ti... Vabbè, ma si sente bene, non si no? sente, si sente? Si sente bene, io mi sento bene. Va bene. Allora, stavo dicendo, condivido, poi dico faccio questa osservazione per i giocatori. Non solo hanno responsabilità verso se stessi, verso la famiglia, ma hanno una responsabilità in più, perché se si contagia un giocatore, a parte il fatto che la società viene privata dall'impiego di un calciatore, però mette anche a repentaglio anche i compagni, perché dovranno essere sottoposti anche al tampone, quindi accertare se il contagio è avvenuto anche per i compagni di squadra. Vabbè, ritornando alla partita, diciamo che io ho sentito l'intervista che ha fatto Gianluca, anzi era portatore, si faceva carico delle domande dei colleghi che le girava al mister. Ho detto, lui mi pare di aver sentito che tutto sommato è stato soddisfatto dell'impiego dei giocatori. Diciamo che le domande erano abbastanza pungenti, insomma, anche centrate e pertinenti. Quando si è parlato del centrocampo, che non arrivavano rifornimenti, però comunque lui sulle punte, su Lettieri e Liozzi, lui ha detto che per il momento bisogna aspettare che Lettieri venga su, insomma, venga migliori, e quindi diciamo tutto sommato il giudizio non è negativo da parte dell'allenatore. Però io facevo una considerazione. Abituati al calcio champagne dell'ultima parte del campionato, che ci ha permesso quell'impresa storica e irripetibile, insomma ieri la partita è un po' scialba. Però ci sono vari motivi. Sì, ci sono vari motivi. Non bisogna partire col piede sbagliato, è giusto, perché ci sono stati 7 pareggi, sono tutte le squadre a un punto. Però stavo dicendo proprio... Quasi mi ha fatto venire pure a me la mascherina, guarda qua, mi sono ammascherato pure io, claro. Sì. Mi ha fatto pigliare la paura. Mi ricorda a Pannella quando facevo lo sciopero parliamo, guarda qua, parliamo una cosa, guarda qua. Allora, facciamo una cosa, mo invito il mio amico Antonio Petrucci. Sì, al lupo. Allora facciamo mascherine, sono arrivati. Aspetta che non ho finito. Camminiamo con queste mascherine, tutte mascherate, quindi carnevale, gli scherzi. Allora, prego, ritornando alla partita, prego. Io come al solito ho visto i numeri, una volta non credevo molto ai numeri, invece i numeri sono lo specchio fedele della partita. Il Cosenza i tiri in porta sono stati 6, 4 dell'Entella e 2 del Cosenza. Vuol dire 6 partite, 6 tiri in porta in una partita di 90 minuti, vuol dire un tiro in porta ogni 15 minuti. Cioè, pensa tu. Come dice Zaia. Sì, Zaia è un procuratore governatore pensateci sopra a questa cosa. Poi un'altra cosa. 3 tiri in porta Cosenza, fa 3 tiri in porta. E allora quello che è uscito su internet non era giusto. Vabbè, 3 o 2 è la stessa cosa. L'ultima cosa, quella che mi è balzata agli occhi per dire la caratteristica del nuovo calcio, evidentemente il computer ha calcolato 409 passaggi del Cosenza, 399 dell'Entella. Questo è l'effetto famoso del giro palla. A tempi miei con 4 passaggi si arrivava in porta. E faceva pure un gol. Si faceva pure un gol. Va bene. Poi è così, analizziamo gli altri aspetti della partita. Va bene, grazie all'avvocato Tocci, preciso e puntuale. Andiamo sulla... Allora sì, c'era qualcuno che voleva fare una domanda e dice al signor Ceraso cosa ci dice ora che per il terzo
terzo anno consecutivo il Cosenza partecipa al campionato di Serie B. A proposito, scusami che devo di questo, ci sono i messaggi, volete potete inviare i messaggi, lì poi cercheremo di leggerli. Sì, infatti stiamo leggendo giusto qualcuno perché sono tantissimi. 45 92 11 221. Quindi scrivete, noi leggeremo quelli che possiamo e che riusciamo. Vabbè, certo. Dicevo, la domanda al signor Ceraso, per il terzo anno consecutivo ha visto il Cosenza che partecipa al campionato di Serie B, visto che per un'intera stagione ha denigrato la squadra ed in particolar modo il suo presidente? Allora, io innanzitutto non ho denigrato la squadra, perché ma commentavo soltanto i numeri che quella squadra produceva. Non ci dimentichiamo che ci siamo salvati comunque all'ultima giornata di campionato, intorno all'80° e a dire il vero anch'io ho ritenuto il raggiungimento dell'obiettivo, cioè la salvezza l'anno scorso, un miracolo perché il Cosenza nel post-Covid ha, io credo, approfittato di alcune situazioni, vedi Perugia, vedi Juve Stabia, che magari credevano di essere completamente salvi, hanno mollato. E la bravura del Cosenza è stata quella di ricostruirsi, perché non ci dimentichiamo che fino a Pescara eravamo veramente in caduta libera, ricostruirsi grazie al tecnico, a Roberto Chiuzzi, e si sono anche impegnati, no, per farsi trovare in condizioni splendide di forma. Certo. E questo ha fatto la differenza. Poi io non è che critico la persona, io dico che per affrontare una Serie B in maniera tranquilla c'è bisogno di programmazione. La programmazione che deve interessare innanzitutto la prima squadra e poi, soprattutto per noi che siamo al Meridione, dove non ci sono grossi industriali capaci di mettere capitali, secondo me diventa fondamentale riuscire a far avviare in maniera produttiva il settore giovanile. Ne parliamo del settore sì, giovanile. No, ma lo sai perché ne parlo di settore giovanile? Dopo ne parliamo. Ma un secondo, perché quasi a fianco a me c'è un prodotto del settore giovanile dal Cosenza. Detto più volte. Sì, ma è più volte, è un settore giovanile il loro pensiamo che al campionato, mica. Ci ha fatto sfiorare per 5 volte la promozione. E sono d'accordo con Poi, te, però aspetta un attimo. se vuoi parlare del campionato, devo sono andare, a disposizione. c'è la pubblicità, volevo un attimo salutare Federico Fedele, che è naturalmente giocatore del Pirossigeno Calcio 5 Città di Cosenza, salutiamo anche il presidente Pino Fuoco, il presidente Eugenio Piro. Insomma, come va? Quando partite voi ad ottobre, il 19 o il 17? 17 ottobre. 17 ottobre. Dove giocate? Giochiamo la prima in casa. Niente, speriamo, ci stiamo preparando bene per fare un campionato all'altezza che la società si merita. Ecco, la società poi so che hanno lanciato questa tessera sostenitori, 100 euro, danno pure la maglietta, 100 euro danno pure la maglietta. Io leggevo qualcuno che ha scritto della maglietta, poi ne parliamo del Cosenza, ci sono state delle polemiche sulla maglia, la prima uscita del Cosenza. Queste maglie della K praticamente i soci sostenitori 100 euro e la società dà anche la maglietta e poi porta pure a mangiare una pizza, caro, o anzi, che sono quelle, Salvatore, che hai detto che facciamo dopo. Salvatore dove è andato? È sparito Salvatore. Che sono gnocchetti, cacio e pepe con fiori di zucca, quindi anche questa, la Pirossigeno vi offre anche questa, ritorniamo, dai la linea regia, ritorniamo subito dopo, c'è Giuseppe che ti aspetta di là, vai. Giuseppe. Allora, prima di dare la linea, ricordiamo il numero per intervenire in diretta, 329 1773 299, linea alla regia, rimanete con noi. Giuseppe che è lì, ecco, a te la linea, Giuseppe, a fra poco, ritorniamo in diretta qui dal Franklin. A fra poco. Buonasera e ben ritrovati cari amici di Al Lupo. Siamo in diretta, ricordiamo, da Franklin in piazza 11 settembre. Tutto procede con calma, ma allora ci siamo, da qualche parte. Allora, cosa sta succedendo? c'è la linea che si è ritorno. Allora,
Prego, stavi dicendo? Stavo dicendo che siamo in diretta, tutto procede alla grande, ci stiamo divertendo, Fabio. No, ti stai divertendo tu, ma da casa si stanno Da casa veramente si stanno tagliando un le po' vene. tirando i capelli, No, perché scherzi a c'è parte, qualcuno allora. che non sente chi parla con la mascherina, Allora, va quindi bene, siamo dai. indecisi se tenerla o non tenerla. No, vabbè, comunque adesso l'avvocato ha provveduto quando parla poi si toglie la mascherina, va bene. Allora, dicevo, siamo qui dal Franklin, guarda, c'è Gianluca, potete chiedere all'addetto stampa in qualità di rappresentanti societari quali sono gli acquisti a titolo definitivo ad oggi in questa finestra di mercato? Così avremo la risposta per la programmazione. C'è qualche titolo definitivo, sai qualcosa? Allora, la campagna acquisti del Cosenza non è assolutamente terminata, il mercato è in corso, sapete che chiude il 5 ottobre, il Cosenza sta lavorando per completare la squadra, lo ha detto anche Occhiuzzi, non ha nascosto assolutamente il fatto che la squadra sia incompleta, lo dicono i numeri, mancano dei giocatori, mancano in alcuni ruoli e arriveranno. Il direttore Trinchera avrebbe potuto finire la squadra, terminarla anche il primo giorno di apertura del mercato, prendeva il mandato che gli ha dato il Presidente, comprava dei giocatori, non dico a caso, ma quelli che gli hanno proposto, quelli che sul mercato, e finiva la squadra e lavoravamo con 25 giocatori. Però siamo abituati a non fare così, il Cosenza si muove in modo oculato e anche mirando gli obiettivi, cercando di trovare il meglio che sia funzionale per la squadra e per il mister Occhiuzzi. Ci saranno delle sorprese in questi ultimi giorni perché ci sono dei ruoli da coprire, ci sono dei giocatori importanti da acquistare, magari giocatori che un mese fa erano inavvicinabili per il Cosenza, perché quando si apre il mercato ogni società cerca di guadagnare, di tenersi stretti alcuni, poi però ci si trova di fronte a rose troppo ampie, a situazioni diverse e quindi le dinamiche del mercato porteranno a Cosenza sicuramente i giocatori che il mister Occhiuzzi ha chiesto e che Trinchera saprà comprare. Detto questo, tornando alla domanda precisa sulla questione, io so dove vuole arrivare il tifoso ed io spiego la ratio anche del mercato. Ci sono dei giocatori che si possono acquistare, sono giocatori che hanno un valore medio e si possono quindi acquisire i cartellini, altri invece che vengono in prestito perché hanno un valore elevato per le casse societarie di una società di Serie B come il Cosenza. Ma io non demonizzerei i prestiti. Ci sono i prestiti che hanno il diritto di riscatto, ci sono quelli che hanno altre clausole interessanti come quella che c'è su Sacco, c'è Falcone per esempio che ha un riscatto in controriscatto a vantaggio del Cosenza. Ci sono delle situazioni che potranno portare alle casse del Cosenza un beneficio. E poi ci sono i prestiti secchi che abbiamo avuto in passato con Tutino per esempio, con Okereke, che ci hanno portato prima in Serie B e poi alla salvezza in Serie B, con Tutino mi riferisco, che poi su Palmiero c'era anche l'opzione, non è stata sfruttata, però c'era questa possibilità di acquisirlo. Io non demonizzo i prestiti, del resto Franco ci ricorderà, il Cosenza di una volta aveva anche dei giocatori in prestito, ricordo Venturin, ricordo Statuto, giocatori che hanno fatto le fortune del Cosenza e poi hanno spiccato il volo per altri lidi, ma ci sono società che fanno le loro fortune proprio con giocatori in prestito. Certo. Arriveranno anche giocatori di proprietà, ci sono sempre stati, il Cosenza punterà anche a monetizzare in futuro. Ci sono dei giocatori di proprietà del Cosenza che hanno un altissimo valore e poi rispondo a Michele dicendo che la programmazione in una squadra che ha 8 undicesimi in campo rispetto all'anno scorso c'è, poi sappiamo benissimo la storia di Rivière che non ha voluto firmare un contratto biennale né all'inizio e né alla fine della stagione. Noi abbiamo preso il meglio da Rivière, Rivière ha aiutato il Cosenza a salvarsi, è stato un professionista esemplare, una pagina bellissima del Cosenza, quella dell'anno scorso, firmata anche da Rivière. Il Cosenza ha fatto di tutto per trattenerlo, questo ve lo assicuro. Ho ascoltato anche le parole di Rivière Certo. quando ha detto insomma, che sarebbe andato via. Gianluca, però, c'è un'altra domanda sì. per te. Scrivono per Pasqua, è una scelta societaria il non rispondere ai continui attacchi al Presidente? Se si dovessero ripetere, si preferisce il silenzio oppure aprirete ad un contraddittorio? Beh, per rispondere agli attacchi al Presidente della società bisognerebbe stare a parlare sempre. Io ho notato una cosa, che non ci si accontenta mai delle risposte, perché comunque viviamo in un momento in cui davvero le
le parole non contano nulla, contano soltanto i fatti. Noi siamo felici quando arriviamo all'obiettivo. Il giorno della salvezza, il giorno della promozione siamo felici. Il giorno dopo già siamo preoccupati per il futuro, impegnati per il futuro e naturalmente anche oggetto di critiche, perché ci vuole sempre che il Cosenza sia pronto alle prossime sfide. Io non ricordo un attimo di tregua, se non il giorno della promozione e il giorno della salvezza. Dal giorno dopo, come quando si fa un esame all'università, si pensa al prossimo, perché quello che è stato fatto non conta più nulla. E così funziona in un calcio e in una società che brucia tutto e che vuole sempre qualcosa di più. Giustamente vorrebbe che il Cosenza fosse vincente, forte, un campionato tranquillo. Chi fa un campionato, chi forse programma un campionato tranquillo, magari poi scende. Perché non bisogna essere mai tranquilli. Non era tranquilla la Juve Stabia che aveva 9 punti più di noi, forse non era tranquillo il Perugia, forse erano troppo tranquilli. Noi abbiamo fatto con Daniele Cianflone dell'ufficio stampa durante il lockdown uno studio sulle ultime 10 campionati di Serie B e abbiamo visto a 10 giornate dalla fine le ultime squadre. Ebbene, c'è sempre stata una squadra, o due addirittura, che dalle ultime posizioni sono riusciti a risalire e a portarsi nella zona salvezza, se non addirittura più in alto. Questo vuol dire che non bisogna mai rilassarsi, soprattutto in Serie B, bisogna continuare a giocare con lo stesso spirito dall'inizio fino alla fine per salvarsi. Grazie all'avvocato Pasqua. Avvocato, guarda, è impossibile pigliare la linea all'avvocato Pasqua. Allora, io sono dall'altra parte, praticamente sono qui al Franklin, ci sono anche delle belle ragazze che saluto. Ciao Elena, come stai? Buonasera, Come va? tutto bene, grazie. Tu sei una grande tifosa del Cosenza, Sì. Però vivi a Milano, Vivo a Milano, studio a Milano. Studi a me. Cosa studi? Giurisprudenza. Brava. Che anno sei? Il secondo anno, Secondo devo anno. iniziare il secondo anno. Che vuoi dire? Cosa ti piace di questo Cosenza quest'anno? Ancora siamo all'inizio, no? Sì, ma io più che altro sono figlia di un grandissimo tifoso, quindi Chi è il sono tuo legata... papà? Chi è il tuo papà? Lui. Ah, l'avvocato Calveri, ma tutti Sì. avvocati, qua sono tutti, ragazzi, siamo circondati, sono tutti avvocati, però è bello, l'avvocato Pasqua, beh, c'è l'avvocato Pasqua c'è, cos'è? Non c'è, vabbè, avvocato. Allora, Sono legata al Cosenza particolarmente. ti portava allo stadio quando eri piccolina tu? Sì, però più con mia sorella. Ah, tua sorella, quindi andavate insieme? Sì. Tua sorella è più grande? Più grande. Anche lei studia tutta a Milano, sì. va bene. Ma perché andate tutte a Milano? Perché ci sono più opportunità, Più opportunità? Sì. E perché non li creano qui le opportunità secondo te? No, insomma, la sanità a Milano, l'università a Milano, c'è sempre sto nord, vabbè. Tu invece come ti chiami? Giorgia. Ciao Giorgio, ha detto mi fa parlare che non parlo, va bene, infatti non ti faccio parlare. Avvocato Calvelli, ecco, siamo leggero questa sera, eh? Assolutamente sì, leggero, sì, sì. Insalata, guarda, insalata di pomodoro. Mozzarella. Il tonno, proprio estiva, a questo tempo da lupi, ti fece una laga nel ceci, infatti l'avvocato lì l'ho visto che... Mi hanno messo in difficoltà perché gli altri hanno preso un primo piatto, io forse potevo adeguarmi, ma va bene così. Vabbè, ti mantieni leggero, dai. Leggero. Domani sei in tribunale, capito, che andare come uno Appunto, grillo. appunto, Quindi, appunto. che vuoi dire di questo Cosenza? Dai, una battuta veloce, dai. No, ancora è troppo presto per giudicare il Cosenza, anche se abbiamo una squadra incompleta. Mi auguro soltanto di non patire le pene che abbiamo patito l'anno scorso, anche se poi alla fine è stata una salvezza miracolosa che nessuno mai poteva immaginare. Certo, vabbè, abbiamo già detto, insomma, ancora siamo alle prime battute, le squadre sono in costruzione, sicuramente il messaggio che stanno lanciando la tifoseria anche da quelli che arrivano in sovrimpressione è che invitano il Presidente a comprare qualche giocatore. Vabbè, ormai questa è la solita tiritera. Al Presidente lo invitiamo ormai che sono 6 anni, però poi alla fine lui riesce sempre a... Ma l'aveva detto che si salvava, sai, nei momenti difficili noi ci salveremo, ha detto. E ci è riuscito. È buon profeta. Bravo al Presidente. Presidente. Spero che non ci faccia soffrire anche quest'anno, come l'anno scorso, fino all'ultima giornata, anche se poi, come ho detto prima, è stata una bella cavalcata. Io non credo nei miracoli e mi sono dovuto ricredere. Ricredere, sì, assolutamente. Certo. Ragazzi, buon appetito. Grazie. Il bomber là ci ha messo 2 rigatoni pesanti, bravo il bomber, infatti. Lo so. Allora, Erika, la linea, sentiamo gli altri ospiti. Volevo chiedere se a Federico, sentiamo Federico, poi Franco Florio e anche il nostro Michele Ceraso. Allora, Federico, naturalmente calciatore, Federico Fedele FF, capitano della squadra
calcio a 5 dell'Uruguay e qui con la Pirossigeno Città di Cosenza che quest'anno milita, è salita nel campionato di A2. Che ti piace di Cosenza, della Calabria? Veramente di quello che abbiamo visto con i compagni ci è piaciuto tantissimo. Penso che il primo punto forte che c'è a Cosenza è la gente. La gente è più simile a quello che siamo noi, più caldi, più ospiti e veramente ci stiamo trovando benissimo. Abbiamo poi visitato dei posti spettacolari, siamo andati sulla spiaggia, siamo andati a Tropea, siamo stati al Paradiso del Sud. Isola Caporizzuto. Ma pure tu ti ci metti, noi abbiamo Diamante, che c'era Mascherino obbligato, Diamante, abbiamo Praia Mare, abbiamo Amantea, abbiamo Torre Mezzo di Falconara, abbiamo San Lucido, Paola, ma tutti quanti vanno su Tropea, Isola Caporizzuto, e basta su Tropea, Isola Caporizzuto. Abbiamo Corigliano Rossano, c'è l'Arcomagno, il Magno, cioè, però il discorso qual è? Franco Flori subito si è inserito, Amantea. Ma perché Amantea? Perché ci siamo visti. Tu l'hai vista ad Amantea? Sì, ci siamo visti ad Amantea. Con lui, perché tu non l'hai detta Amantea? Tu hai nominato Tropea e Isola Caporizzuto, perché in Calabria conosci o peperoncino, la cipolla di Tropea e cosa? E Isola Caporizzuto, stop, è finita la Calabria. In Italia tu senti cipolla di Tropea, Isola Caporizzuto, Tropea e finisce. Però, e che diamine, la Calabria è tutta bella. Che siamo stati 3 settimane qua e abbiamo iniziato l'allenamento da 2, quindi in una settimana abbiamo provato a un po' visitare i posti, quelli che ci hanno detto prima, però sì, è vero che siamo stati anche ad Amantea. Sto scherzando, voglio dire, tu hai iniziato calcio a 11 o sempre calcio a 5 hai fatto? Ho giocato calcio a 11 fino ai 15 anni. Poi con degli amici abbiamo iniziato a giocare un po'. Mi hanno detto che tu c'hai un tocco di palla pauroso, praticamente è difficile che ti tolgono una palla dal piede, è vero? Quello che dicono, quello che dicono loro. Però ho iniziato a giocare calcio a 11 fino ai 15, poi praticamente un po' per scherzo, mio padre conosceva un po' lo che era il calcio a 5, sono andato a giocare calcio a 5 e poi veramente mi sono innamorato dello sport e ho continuato a giocare calcio a 5. Quindi sei stato capitano nazionale dell'Uruguay, quindi complimenti. Adesso sei qui in Calabria Saudita, benvenuto, tanto qua stai bene. Sei in casa a bisogno il Cosenza, Guarasci, ma tu che giochi? Avanti, attacco, no? Sì, sono centrocampista? futsal, calcio 5 e pivot. Però giocavo trequartista quando ero Trequartista, calcio a 1. non si sa mai, guarda, certe volte capito, magari uno scambio, una cosa. Franco, allora, Franco Florio secondo me poteva fare sicuramente la carriera di fotomodello, io questo lo dico perché guarda, così so povero che ci sono mo, secondo me ci appicciava, te lo dico io, no, veramente, guarda. Anche gli sfottuti vanno in paradiso. Che ti spotti, dica la verità, guarda, veramente, c'hai è un bel ragazzo, Franco veramente esce, buca il video, ecco così si dice, è vero Gello, quando uno dice buca un video, certi proprio bucano con un martello, però tu buchi il video. Allora Franco, ritorniamo a questo calcio, sento anche l'avvocato, insomma, ha detto sì, abbiamo sofferto, che vogliamo dire al Presidente? Ma giusto così per ricordargli che insomma c'è questa grande tifoseria che non vuole soffrire. Insomma. È chiaro che nessuno vorrebbe mai soffrire, però in questi Ma tu anni... pensi un po', io che ascolto faccio con te, perché io ti ho chiamato perché lo so, no? È vero, vuoi scherzare, tu fai un primo piano a Franco, no? Uno che si fanno pure le ragazze che so, uno gira, mizzica, chi è questo qua? Si ci fermano, capito? Se no uno guarda Teleuropa, qui da là, Fabio Di Polo, da Lupa cangiano un canale, invece si ci fermano, guardate, fai un primo piano per favore, parla 5 minuti, Franco, noi ce ne andiamo. Parla, prego. Posso? Sì, vai. No. Pure tu mo ti ci metti, no? Si ci mette pure Erika a dire, è finita Franco. Vai Franco. Vabbè, parliamo di calcio che è meglio, dai. Vai. No, dicevo, adesso sono 9 anni di presidenza, devo dire che ha centrato sempre gli obiettivi, quindi la squadra è partita in Serie D, siamo in Serie B, è il terzo anno di Serie B, sicuramente nessuno vorrebbe soffrire. Devo dire che il Presidente ha fatto un lavoro egregio in questi anni, però è chiaro che gli si chiede sempre di più. Vorremmo non avere una squadra incompleta alla prima di campionato, vorremmo partire con tutti i giocatori a disposizione dell'allenatore dall'inizio, dal primo giorno di ritiro. Queste sono cose che generalmente si pretendono da una società, semplicemente questo.
però non si può dire niente alla società, perché in questi anni ogni volta si sono posti degli obiettivi e sono riusciti a raggiungerli. Il budget è molto limitato, quindi ogni anno si lavora, il direttore sportivo ha fatto un grande lavoro perché è riuscito a portare tanti giocatori importanti con pochi soldi. Certo, quello senza dubbio, è riuscito in questo... Ma poi più che altro non ha avuto mai un punto di penalizzazione, insomma questo... No, sì, poi magari i tifosi, sai... non è una cosa da poco, però è chiaro, ti ripeto, capisco i tifosi perché dall'inizio tutti quanti vorremmo una squadra pronta a partire dal primo giorno di ritiro con tutti gli effettivi, come la maggior parte delle squadre. Poi si può sicuramente in corso d'opera fare dei correttivi, però partire dall'inizio con una squadra formata sarebbe l'ideale, in modo che non si debbano fare delle imprese. Poi è chiaro che ogni annata si sviluppa in maniera diversa, puoi pure avere tutti gli effettivi dall'inizio e non centrare gli obiettivi, preferiamo magari avere una squadra incompleta e poi centrare l'obiettivo alla fine, però vorremmo provare dall'inizio ad avere tutti i giocatori a disposizione e vedere magari di centrare il grande sogno di tutti i tifosi. Io sono di Cosenza, ho giocato tanti anni al Cosenza, ho allenato il Cosenza, il grande sogno dei tifosi è quello di andare in Serie A e il grande sogno di tutti è questo, quindi tutti quanti vorremmo una squadra pronta per fare il grande salto. Certo, grazie Franco. Allora, sentiamo Michele Cea, però Michele, guarda, ti è arrivato uno Flaviotto bellissimo, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Cosa sono questi? Dove è andato il nostro Salvatore? Vai, Un gnocchietto cacio e pepe con fiori di zucca, chilometro zero. Chilometro zero, che è la cosa più importante. Tu, Fedele, mangi questi? Sì, sono buonissimi. Quella è un'altra cosa, la cucina calabrese è spettacolare. Buona, bravo. Allora, prego Michele, che volevi dire? In merito alla partita di sabato non mi sento di giudicarla, anche perché io credo che a Cosenza ancora ci sia il cartello lavori in corso, l'hanno detto un po' tutti quanti, è un Cosenza che numericamente va rimpinguato. Se pensiamo che giochiamo soltanto con un terzino destro e un terzino sinistro, quindi già lì si deve andare a mettere mano, no? Per avere una rosa completa e secondo me per aiutare il buon Roberto Chiuzzi io credo che ci debbano essere un minimo di 5-6 giocatori, elementi ad arricchire questa rosa, per renderla numericamente completa, perché se no ci stiamo a dire le solite fesserie e a prenderci in giro. Poi è logico che la piazza di Cosenza vorrebbe, ma non giocare in maniera tranquilla, ma vorrebbe ambire a qualcosa di più importante che una salvezza risicata all'ultima di campionato, e credo che sia anche una aspirazione lecita questa qua, anche perché quando il pubblico è stato chiamato ha risposto in maniera sicuramente esaltante. Poi vediamo che altre squadre io dico sempre, le programmazioni sono riuscite a centrare obiettivi importanti, dico perché non Cosenza a mettere il peperoncino, poi quando col telecomando vai un po' a girare vedi che i giocatori che sono stati a Cosenza sono protagonisti sia in A che in B che in C. Se noi pensiamo che a Bari D'Orazio è andato a rete, se prendiamo Casasola è stato fondamentale per il pareggio della Salernitana, e la Mantia per andare un po' indietro, cioè non si parla solo di Riviere lo sappiamo, è un giocatore che ambiva alla Serie A, aveva le potenzialità per farlo, e quindi bene così, però una serie di giocatori che magari confermati potevano diciamo costituire un'ossatura che ci poteva dare una mano. Vabbè, mica già da fermati, tempo. mangia il signocchetto, sono comunque convinto che quest'anno rispetto agli altri anni un nocciolo
si è costituito, è più numeroso, ed ecco perché diciamo magari con una rosa più ampia possiamo dare una mano a chi in questo momento porta avanti le sorti del Cosenza. Va bene, allora Federico, questi gnocchetti, cacio e pepe, iniziate a mangiare, buon appetito ragazzi. Allora, ci prego. scrive Fabio da Laurignano, 14 positivi al Covid nel Genoa, tra giocatori e tesserati, cosa si rischia? Può fermarsi la Serie A in questo caso? Grazie e buona serata. Avvocato, si può fermare, date il microfono all'avvocato Tocci che ci risponde, si può avvocare. 14 giocatori siano quasi più di una squadra. Ecco, a proposito, se questo succede questo, come andrà avanti il campionato di Serie A? Non lo so se Anche perché io sono del parere, Claudio, io lo dico, ma ormai questa Serie A, ma a che serve fare questo campionato di Serie A con... Ma dice, niente da togliere, no, sto parlando di queste squadre, diciamo Sassuolo, Genova, Chievo, Crotone, che se un Brescia, a spalle, fate un campionato europeo, no? 4 squadre italiane, 4 francesi, 4 spagnole, e fanno un campionato, è inutile che facciamo questi campionati. Poi fa questa Serie A, no? Che ormai, tanto da arrivare da Milano, arrivare a Crotone, arrivano prima a Parigi, in Inghilterra che a Crotone, ci voglio dire, no? A che serve questo campionato che sempre le solite cose? Ci vorrebbe una riforma. Una riforma, fate un campionato europeo, no? Questo non sia il momento più adatto. Vabbè, ma adesso no, però voglio dire... No, io, scusa, Prego. posso fare un buon programma? Sì. Vorrei augurare, vorrei porgere i miei più sentiti e calorosi auguri Avvicinati il microfono. ad Erika, Sì. perché è prossima alla laurea. Grazie. Ah, ti lauri? Sì. E quindi alle prossime puntate avremo una dottoressa. E c'è anche il compleanno suo, il 17 ottobre, pensano un po'. Faremo doppia festa. Hai capito? Perfetto, Bravo. vabbè. Ce lo permette. Senti, Auguri. Auguri. Allora, È 15... vero che togliere la parola a Gianluca Pasqua Non è facile. non E è- poi stasera è partito, voglio, Però- è venuto però preparato. devo eh. dire che Eh. si sente molto, si sente piacevolmente, perché dice delle cose molto... Io vorrei invertire il ruolo di Gianluca da intervistatore a intervistato, no? Sì. Per fare questa domanda. Primo, Franco, l'allenatore buon appetito, ha specificato i settori in cui richiede potenziamento della squadra e quali sono i settori vitali. E poi un'altra cosa, è vero, i prestiti sono importanti, però diciamo è la filosofia del tiriamo a campare, no? Perché l'esempio dello scorso campionato, i protagonisti maggiori erano Poi vanno via, e vanno sono via. andati via. Quindi se si vuole costruire una squadra a lungo periodo e quindi fare dei tasselli anno per anno, insomma la campagna, la politica dei prestiti non è la più... Rispondo. non è- Allora, rispondo a tutte le domande. La prima sulla questione dei ruoli. Sì, ne ha parlato il mister, ci sono dei ruoli evidentemente scoperti perché mancano le coppie a sinistra e a destra, quindi l'alter ego di Corsi e l'alter ego di Bittante, che gioca splendidamente a sinistra pur essendo un destro. Arriverà in queste ore, possiamo dirlo, a proposito di coronavirus, Vera, perché ha superato il problema, questa è una cosa che posso annunciare perché la trattativa è molto molto avanzata, questo Vera, giocatore si chiama colombiano, Vera? sì, Brian Vera, Voglio, è vero, una cosa colombiano. vera, E questa è una cosa vera, vera, quindi lo posso dirla perché è sì, vero, io beh. sono detto stampa e dico solo cose vere, quindi questo Ah, ho parlato poco fa no, col beh, direttore, e Meno mi ha male. detto su questa cosa ci Bravo. possiamo... Grazie eh, direttore che ha pigliato una cosa vera, una vera cosa. E poi c'è naturalmente dal punto di vista numerico anche a centrocampo, quindi ci sono Bruccini e Sciaudone e Cone, manca sicuramente un Sì, altro manca elemento, qualcosa, poi sì. potrebbero arrivare anche giovani e poi bisogna vedere un po' L'attacco. nelle altre zone del campo cosa fare. Dicevo prima che il mercato in queste ore diventa veramente caldissimo, ci sono diversi movimenti e quindi tutto può succedere per quanto riguarda Sì, il ma Cosenza e le altre come hai squadre. detto prima, è ovvio che adesso Altra un giocatore domanda. non trova sistemazione, si I accontenta prestiti, di più. i prestiti. Io penso che facciamo tutti lo stesso errore, sottovalutiamo alcuni giocatori, sottovalutiamo alcuni elementi, perché non si vince in 3, non si fanno 22 punti
con soltanto Rivière e Casasola e Asensio quando entra. Dimentichiamo che c'è stato un Bruccini che ha fatto tantissimi gol quest'anno, dimentichiamo Sciaudone che ha fatto una finale di campionato esaltante quando Occhiuzzi lo ha messo nelle condizioni di giocare insieme a Bruccini dopo aver girovagato e tentato tutte le carte possibili e immaginabili in quest'annata. Bittante, straordinario, ha trovato anche il gol 2 volte. Baez che era un prestito ed è diventato invece un gioiello del Cosenza, un giocatore che ha un valore enorme. Ragazzi, io vi devo interrompere perché c'è la pubblicità, Claudio, mi devo fermare. È un Cosenza, sai che poi ci cacciano la linea. è un Cosenza. Poi settore giovanile, ricordo dal lavoro di Patania, sempre a Michele questo, Sueva che è arrivato finora ed è un ragazzo veramente esplosivo. Io vi dico attenzione anche a centrocampo perché ci sono degli elementi interessanti, vi dico Maresca, giocatore interessante, quindi 1 su 1000 ce la fa, dice, per il settore giovanile. Noi abbiamo avuto grande fortuna in passato con Florio, Fiore e gli altri, però secondo me lavorando bene, e si sta lavorando bene, verrà fuori anche qualche giocatore qui da questo Cosenza. Avvocato, ci dobbiamo fermare. Comunque gli avvocati sono Marina Pasqua, avvocato, Gianni Pasqua e Gianluca Pasqua che ha fatto l'esame tanti anni fa. Che diamine. Allora, vai, alla regia. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo, sempre qui dal Franklin, in piazza 11 settembre a Cosenza. Linea Giuseppe, a fra poco. Ed eccoci ritornati qui dal Franklin, piazza 11 settembre, tra un gnocchetto, cacio e pepe, naturalmente una chianina con la burratina, adesso sta per arrivare. Io ho beccato qui nei tavoli un altro calciatore della Pirossigeno Calcio a 5, ricordiamo il 17 parte il campionato, lui è argentino, uruguaiano, argentino che... Pensate, è un cognome nostro, che poi sono tutti emigrati di qua. Guido Grandinetti, È il nome e il mio cognome. Ciao a tutti, ciao. Piacere. Tu sei difensore centrale, no? Io sono centrale, sì. Centrale. Difensore. Tu giocavi lì in Argentina, a Buenos Aires? Sì, ho giocato sempre in Argentina e sono qua da 3 anni. E dove hai giocato ultimamente? Ho giocato a Pordenone, al nord, a Sardegna e questo anno qua. Anche in Sardegna sei stato? Sì, sono stato a Cagliari. Cagliari? Sì. Sempre in A1, A2? Sì, e poi Pordenone, poi da Pordenone alla Calabria però, sei ritornato alle origini del papà? Sì, molto meglio qua. Sì, molto Qua meglio. qua si mangia bene, salame buono, abbiamo in Calabria, la cipolla itropea, come ha detto l'avvocata, la mozzarella di bufala. Anche la gente molto la gente carina, più caliente, molto amabile, sì. Venite al sud, venite al sud. Allora, che hai mangiato? Cacio e pepe anche tu? Ho mangiato gnocchetti con una crema, non so che esattamente. Cacio e pepe, e fiori di zucca, chilometro zero, questi che raccolgono qui sopra a Mendicino, sono i fiori di zucca. Perfetto. Arrivano qua, Tanto. In bocca al lupo. Grazie mille. Poi ci vediamo al palazzetto di Cosenza e via Popilia al Pala Ferrari. Ci vediamo, ricordiamo il 17 inizia. Avvocato, come sta andando? Bene, Il 17 inizia il campionato. Bene, abbastanza bene, grazie. Bene. Tutto bene, è quasi finito il vino, ho visto. Sì, una bottiglia, io ci vengo ogni sera quando vengo qui al Franklin, oltre a un primo, un contorno e una bottiglia di vino, divisa in 4. Devo fare i complimenti, come si chiama lo chef? Salvatore, scusami che adesso do la linea di là. Come si chiama lo chef? Massimo Iuso. Massimo, un ringraziamento a Massimo, veramente bravo. C'ha il nostro Aldo numero uno qua, lo facciamo vedere Aldo un attimo, eccolo qua. Aldo, ciao. Una vita, fanno cocktail al volo. Fallo uno con una bottiglia che me la fai girare, dai. È alla cassa, adesso non può lavorare. Allora Erika, a te la linea, vai, sempre qui dal Franklin. Buonasera e ben ritrovati, cari amici del Lupo al Lupo. Volevo ringraziare per questo bellissimo trucco di stasera il centro estetico Beauty Princess di Rende, di Via Verdi di Rende, e per la bellissima acconciatura il bello delle donne by Mirella. Quindi mando un bacione ad entrambe le ragazze che mi hanno fatto 13, mi hanno pure io fatto da nascere Mirella. questa sera. Le fanno le tinte queste qua, Sì. le fanno i colori riflessanti. Abbiamo già preso l'appuntamento con Alessandra. No, dico, li fanno pure i riflessanti per Certo, gli uomini, sì, va bene. ti facciamo Se mi biondo. fanno mogano un po' più bello cose, biondo. ci vengo anch'io, va bene. Avvocato, allora tu sei messo bene, ho visto fatti fare gnocchetti al pomodoro, bravo l'avvocato. Allora, Guido, prego. Io
Non lo No, so. Guido è lui. Facciamo una trasmissione a due, ma io mi devo sempre rivolgere a Gianluca perché... Ecco, perché ci vuole uno dalla società, Gianluca? Perché ci vuole uno deve rispondere. No, che parlo e che rispondo io. a venire. Ecco, prego. Allora, Ufficio reclami, lo scrivo allora, qua. è vero la tua disamina, questo è un credo mio, che non è che si vince con 3 persone. Microfono, perché Sì, anche se no non senza si vince Martino. con 3 persone la partita, si vince in 11. Però c'è una piccola differenza, che quando negli 11 non c'è chi mette la palla in rete, è difficile vincere. Siamo d'accordo, I due, Rivière Asensio. Asensio, ne hanno fatti 20. hanno fatto Però Baez ne ha fatti 6 sì, per la prima volta. Ma giocava con loro due vicini. Vabbè, li ha fatti Poi anche aveva segnare. stato Casasola, Abittante, è Casasola, stato Abittante ne ha un fatti ritorno, 2, Boncini. diciamo, E poi favoloso. ricordiamoci la bellissima quadratura che si è trovata anche in difesa con Idda, che Michele dice che era stata una partita brutta l'altro giorno. È stata una partita da prima giornata, sicuramente con dei limiti anche di condizione. Ma tutte le partite sono state brutte. Però devo dire una cosa, si è vista l'identità di squadra, si è vista, il Cosenza ha coperto il campo bene, era in tutte le zone presente. Poi è mancato il guizzo, è mancata la lucidità, è mancata la furbizia, forse ci è mancato quel gol di Bittante. Magari avremmo visto un'altra partita dopo, così come è stato nella prima gara con Scusa, l'Entella. avvocato Paz, secondo me devi venire tu, ogni settimana devi venire tu. È inutile che mi mandi sti Al posto giocatori. tuo? Ci vieni tu, ma ci stai tu qua che io mi stanno mi facendo sciappo. troppe Hai domande capito? poi, Troppe tra domande, l'altro. va. Sì, però Vai, un'altra allora, Poi chiedono. posso dire soltanto un in bocca al lupo a Mister Occhiuzzi che oggi ha iniziato il corso UEFA Pro bravo, a mister. Coverciano e quindi... Ma c'è dove era un mister a Coverciano? A Coverciano, sì, Dammi sì. un telefono, Oggi è stato va. incontrato un tifoso di Vera, visto a Aspetta. Firenze. Aspetta che chiamiamo a Occhiuzzi, ci risponde, facciamo una carambata in diretta, almeno questo. Occhiuzzi, vediamo Quindi, qua. in bocca al lupo a Occhiuzzi che ha iniziato questa cosa. La società secondo me ha voluto dorma, fortemente questo passaggio per il mister. Ricordo che la scelta del mister con il presidente è stata una scelta forte, quella dopo il lockdown. Qualcuno ha detto che era disperata e invece il presidente sapeva di poter contare su Roberto Occhiuzzi, sulle sue qualità, l'aveva conosciuto in questi anni dal settore giovanile questo è anche un segno di programmazione, se vogliamo, un allenatore che arriva veramente dal settore giovanile e poi alla prima squadra e fa così bene. Sì, non è facile, dai. Comunque lo salutiamo, Roberto non risponde perché naturalmente Starà riposando domani sta si alza riposando, presto. questo domani È stato in mattina. aula fino alle 18 se non sbaglio, forse Franco sa gli orari, più tardi, vero? Franco ha fatto lo stesso corso. Tu hai fatto lo stesso Ho corso, fatto il corso UEFA, questo è il corso UEFA Pro, io ho finito il corso UEFA a gennaio. Ho E si fatto sta l'esame in a aula gennaio, fino alle appunto. 7? Sì, fino alle 7 di sera, quindi Quindi- ma si sta in aula tutto il giorno, dalla mattina fino Sì. con una pausa pranzo, quindi è abbastanza impegnativo. Immortalato anche da Sky oggi Roberto Chiuzzi, perché poi le telecamere entrano nelle aule ed è stato ripreso insieme a tanti altri giovani allenatori. Io poi volevo dire una cosa sull'Uruguay, sono affascinato. Sono 4 milioni di abitanti, se non erro, 2 milioni sono calciatori, almeno, perché sono veramente fortissimi. Ma scusa, ma qui Da c'è Baez questo Uruguay, ma manda fino a Uruguay a Cavani. Trinchera. Io voglio andare in Trinchera. Uruguay. Ma chiamate Trinchera, Anche scusa, perché, ma fatti una a camerata proposito di sull'Uruguay, Covid, casi bassissimi. In Uruguay. Pochissimi casi in Uruguay. Eppure hanno l'Argentina che è una... Mi dispiace per, E l'Argentina, per vedi, l'altro vicino. collega che fra l'altro assomiglia tantissimo a Tutino. Sì, siamo lo stesso Tutino, sì. E là in Argentina Chissà- invece la situazione è esplosiva. Chissà se manda Però è un difensore centrale. no, lì sta a mangiare. Trinchera, mi Io rivolgo lascio il microfono adesso, sennò poi... Sì, vai. No, ormai io devo portare pure a casa, cioè, lo stai tranquillo. Allora, prego, date che lo diamo a... C'è una domanda, c'è una a domanda. Fedele. Una domanda, una Se non domanda. è cattiva, dai, se no... Ma Cristian, Tiriamo in bellezza. Allora, vorrei sapere dall'addetto stampa Ecco, Pasqua come vai. mai il Cosenza Calcio per la prima volta non ha lo sponsor sulle maglie, come mai non è stata affidata la gara per le radiocronache dirette delle 38 partite del Cosenza? Allora, questa è un'annata particolare, abbiamo avuto pochissimo tempo dalla fine del campionato e altro, c'è una situazione particolare anche dal punto di vista economico in generale, però lo sponsor ci sarà presto, ci saranno le nuove maglie, con la radio siamo in trattativa con la radio, quindi anche in questo caso ci saranno presto novità, è tutto a posto, nel senso che da questo punto di vista andremo avanti come al solito nel miglior modo possibile.
Grazie. Senti, chissà, guarda, ci mette a lupo su per la maglia, mi fanno piacere, un regalo. Basta offrire un po' di più di chi... No, ma tanto non c'è niente, per me ci mettono un bello lupo, con il logo del lupo, guarda, è bello, ci metto lupo al lupo, almeno è una cosa, mi fai un regalo. Erika, così distraiamo Chiamiamo gli un presidente, avversari. chiamiamo un presidente. Mettiamo una foto di Erika. Datemi un telefono che chiamiamo un presidente, chissà ci risponde Guarasci, Chiuzzi non ci risponde. Ma Ripeta, Guarasci... con questa pioggia stanno tutti dormendo. No, Fabio. no, Guarasci ci risponde, secondo me è a casa in questi ci sta guardando. Nessuno ci sta guardando. Presidente, rispondi che mi fai stupire Guarasci. Vediamo se risponde. Allora, facciamo parlare Guido, Ce l'ha Fedele, con Guido. no Guido. Ma Guido sono io comunque. Federico Fedele. Allora, Federico che naturalmente è il pivot del calcio a 5 Città di Cosenza. Sì. Allora, che campionato sarà questo? Tu è il primo anno che giochi in Italia oppure... No, ho fatto 7 anni in totale. Ah, quindi sei già qua? Sei stato sì. qua? Sì, adesso da 5 anni ero in Uruguay. Da 5 anni? Sono rimasto là in Uruguay, ho deciso per problemi di famiglia, diciamo, ho deciso di restare là per 5 anni, però avevo fatto prima 7 qui in Italia. 7 anni qui in Italia, Sì, bravo. Ho fatto 5 a Verona, 1 a Grosseto e 1 a Bernalda. È la prima volta al sud, quindi la prima Al volta... sud sì, al sud sì. Senti, che vedi la società, i presidenti, tutto tranquillo, no? Qui? Qui spettacolare, si stanno prendendo cura dei giocatori e della squadra come non ho mai visto veramente qui in Italia. È un piacere essere parte della Rossa. Ricordiamo che il direttore generale è Ettore David, anche tu conosci Ettore, naturalmente ex calciatore, Franco, sì. Sì, è un mio caro amico, sì. Ettore Siamo David stati compagni che... di squadra difensiva. Complimenti alla Pirose, quindi una grande avventura che parte il 17 dal Palazzetto dello Sport di Via Popilia. Tutto il 17, il 17 è il compleanno di Erika. Ma il 17 è sabato se non mi sbaglio. 17 è sabato. 17 è sabato, il Cosenza dove gioca già il 17? Al 17 siamo in casa con Cittadella. Con Cittadella, quindi voglio dire, dopo la partita tutti... Ma a che ora si gioca? Si sa se è alle 18 oppure... No, ancora gli orari non sono usciti. Allora, Franco, secondo te, così adesso siamo quasi in dirittura d'arrivo, ti volevo chiedere su questo calcio che è cambiato. Naturalmente sì, Michele aveva aperto il discorso del settore giovanile, mi auguro che noi abbiamo 2 o 3 ragazzi in prima squadra, mi auguro che ci sia quest'anno la possibilità di vederli in campo, no? A me lo auguro pure io, spero che possano dare anche loro il loro contributo. Quindi credo che sia importante da parte della società pure inserire lentamente i giovani, non è stato fatto in questi anni, però è stata fatta programmazione, ha ragione Gianluca, ne parlava prima, sul settore giovanile, si sono cresciuti dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista dei tecnici, dal punto di vista dell'organizzazione, alcuni giocatori si stanno affacciando in prima squadra, si parla molto di Sueva e spero di vederlo in campo come credo tutti nelle prossime partite. Certo. Senti Franco, io prima di lasciarti volevo un'altra informazione, volevo chiederti, sicuramente poi è ovvio che qualcuno, all'epoca abbiamo parlato della gestione Pagliuso, quando c'era il Presidente, c'eravate tutti questi giovani che avete avuto la possibilità di mettervi in mostra. Oggi forse diventa più difficile questo, puntare sui giovani, e perché qualcuno dice, mi scrive, dice Fabio, ma perché dobbiamo diciamo, lanciare i giovani del Genoa, del Sassuolo, del Napoli e non puntare sui nostri? Fabio, io sono d'accordo sul fatto di puntare sui giovani, è chiaro che negli anni sono stati lanciati tanti giovani in prima squadra, parliamo degli anni 90, è stata fatta una programmazione molto attenta, molto precisa, si era lavorato con determinati canoni. Adesso questo è il 3° anno di Serie B e spero che si possa fare la stessa cosa, che piano piano si possano lanciare i giovani. È sempre un problema di programmazione, ci vogliono anni per lanciare un giovane in prima squadra, farlo crescere, rendere pure l'ambiente favorevole per questi giovani, perché è sempre difficile esordire in un campionato importante come il campionato di Serie B. Certo. Io faccio un in bocca al lupo naturalmente anche al Rende che è ritornato, ahimè, è sceso in Serie D, si appresta a ritornare in questo campionato di Serie D e facciamo un in bocca al lupo al Presidente Coscarella che possa veramente risalire subito in Lega Pro, naturalmente perché no, poi il Rende c'è stata sempre la politica dei giovani, no?
io ho lanciato, così scherzando, ma fate una squadra, un settore giovanile forte con questa Serie D, lanciamo i giovani del Cosenza, fare un discorso unico, si parla di città unica, si parla di tutto, è inutile tenere due squadre a distanza di 100 metri, insomma. Io non credo si possa fare un discorso unico, anche perché sono due entità completamente staccate, sono due città completamente staccate, anche se si parla di area urbana, area metropolitana, quello che vogliamo, però sono due realtà che hanno una storia completamente diversa, quindi non credo si possa fare un discorso unico. Però credo che si possano mandare i giovani a maturare, specie nel momento in cui hai una squadra che milita in Lega Pro. Adesso sono in Serie D, però stando in Lega Pro tanti giovani potrebbero andare a fare esperienza nel rende, crescere e poi essere pronti per fare un campionato di Serie B. C'è una sinergia. Sì, sono totalmente d'accordo, come si può fare una sinergia con tante altre squadre, è chiaro che il rende a due passi, quindi potrebbe essere la squadra giusta per far crescere i giovani, però avendo a disposizione un campionato primavera per far crescere i giovani, la primavera ha giocato con la Lazio, ha fatto molto bene nella partita di Coppa Italia, purtroppo il risultato non è stato favorevole, però si vede che il settore giovanile sta crescendo e che i tecnici stanno facendo un ottimo lavoro. Speriamo bene. Allora c'è qualche messaggio che poi facciamo un giro sempre conclusivo. rivolti a te, caro Gianluca. Allora, potete chiedere all'addetto stampa perché solo il Cosenza è in ritardo su tutto? Gli altri come fanno? Poi il Cosenza ha un organico, uno che vada in giro a scoprire nuovi talenti, sia in Italia che all'estero. Chiedono se ha un organico che vada in giro. Vabbè, l'organico non pensi, è un organico che va in giro all'estero. Non siamo in ritardo su tutto, assolutamente, sono delle scelte che si fanno, delle trattative che ci sono in corso, quindi vogliamo evidentemente scegliere bene anche in questi campi, non so a cosa si riferisca in particolare. Per quanto riguarda il direttore Trinchera è molto, molto attento sul mercato estero, lo ha dimostrato portando prima Ocherè, che comunque era in Liguria, ma anche Rivière e altri giocatori, e non potrebbero esserci altre situazioni che vengono dall'estero. Io sono d'accordo con quello che dice Franco e in più gli chiedo qualcosa, gli faccio una riflessione che facevo fra me e me sul settore giovanile e sulla possibilità di far emergere dei giovani. Il Cosenza è stato in Serie C obbligato a vincere in certi casi e quindi a inseguire sempre il risultato. Non stava andando bene, poi con i playoff fantastici è riuscito a salire. Però anche in quel frangente inserire un giovane forse è la cosa più complicata da fare. Ti affidi spontaneamente ai senatori, fra virgolette, ai giocatori che danno esperienza, che sei a volte costretto, quando sei costretto allora inserisci dei ragazzi. È successo per esempio con Ciccio De Rose, ricordo, nel Cosenza di qualche anno fa, infortunio di un giocatore senior, gli ha spalancato le porte, e così come a Danti, l'infortunio di Ambrosi. Al Cosenza invece obbligato a vincere, sempre a inseguire, e poi la salvezza nel primo anno di Serie B e anche nel secondo, mai un risultato di 3-0 salvo ad Empoli che ti permette di buttare nella mischia un giocatore con tranquillità e farlo giocare non in una situazione psicologica. Credere, però, da quel punto di Gianlo, vista io non sono d'accordo. Se non ci Bisogna credi, credere ragazzi, ai giocatori, perché i giocatori se sono pronti devono bisogna avere coraggio, a prescindere dal risultato, perché i giocatori che vengono lanciati devono essere pronti. Ma poi scusami, devi mettere un giocatore giovane insieme a 4-5 veterani vicini, insomma, deve creare anche... Adesso c'è forse un'occasione con la Coppa Italia, perché mercoledì giocheremo con l'Alessandria alle 15. Scusa, alle 15. Allora, scusate, ma io dico questo, ma se, io l'ho detto in una diretta con il Presidente Guaraci, se Roberto Chiuzzi non avesse avuto la possibilità di allenare, era sempre Curiguaglione allenarci. Chi era? Roberto Chiuzzi chi era? Non era nessuno. Cioè ora Roberto Chiuzzi è un allenatore di Serie B, perché gli è stata data la possibilità di mettersi ed è bravo. Ora lo dimostrerà, lo deve dimostrare. Si è passati da Pillon, cioè nel calcio funziona sempre così. Però ecco, voglio dire, su Eva, su Giovannino, Nicola, Frangico, non so come si chiamano sti guaglioni che sono vabbè, ce ne sono. E allora sti ragazzi, ma metteteli, fateli giocare, ci sono, hai capito? Però non gioca. Perché li ho visti anche giocare in primavera, quindi ho visto. E allora ci sono sti ragazzi. Ci sono i ragazzi. E allora fatemi giocare, se non giocano mai, che se non ne vedono mai. È un'occasione anche per loro per questo voglio dire. Lo spazio. Questa è la speranza di tutti. E noi ce l'auguriamo. Allora, facciamo un giro conclusivo. Avvocato Tocci, prego. Allora,
devo dire che ha iniziato... Come state signocchi? Buono, ho visto, ha mangiato tutto, ok, meno male, si fa. Complimenti, guarda, veramente. Complimenti a chi? A Al tutti, Frank, vabbè, all'autore, un chef, abbiamo detto, ma... veramente, poi ho fatto una richiesta particolare di farlo in un certo modo. E te l'ha fatto in un certo modo. Su Frank vi va contento in tutto, io voglio, venite qua che vi accontento. Fabio, che hai cominciato una nuova stagione alla grande. Sì, con l'addetto stanco, perché è stato l'avvocato Pasqua, capito? Tu sei come l'allenatore, la squadra che devi formare deve trovare una certa armonia, noi stasera l'abbiamo trovata. Sì, vabbè, che c'entra, ci La divertiamo. trasmissione è andata bella liscia. No, vabbè, ma guarda, io penso che... È importante questa. Diceva un mio maestro, un grande penalista, no? Sì. Di solito la gente si aspetta la neve quando fa freddo. Dice no, è sbagliato. La neve arriva quando si combinano i venti. Questo era l'avvocato famoso di Poli, adesso di Poli, Sì. famosissimo. Quindi quando si combinano i venti, vuol dire che quando si combinano le cose e allora esce il meglio. Cosa che è successa nella promozione e nella salvezza. Ma speriamo che si combinano i venti, pure i mari, si stanno comprando un sacco di cose. Sì, già ormai è ospite fisso, l'avvocato Pasqua, vabbè, prego. Allora, prego avvocato, cosa vuoi aggiungere? Il caso, ci sono degli aggiornamenti sul caso Genoa perché ci sono 12 membri della squadra tra calciatori e staff, 14 compresi i 2 vecchi positivi che sono il portiere e l'ex. Andiamo giocare nuovo con il Genoa. Addio che il Genoa. È molto particolare perché c'è un protocollo, vedremo cosa succederà. L'altro giorno è stato scoperto un positivo in una gara di Serie B, Pescara-Chievo, eppure si è giocata la partita. Ecco, questo espone un quindi non gliene frega niente a nessuno, io faccio vedere una foto, Fabio, che è emblematica dei contatti che si possono avere in campo. Guarda che si passano proprio. E noi non sappiamo se queste persone... Ma questa è stata vera? Questo è Napoli-Genoa. Ecco. Napoli-Genova, guarda Francesco, oppure Roberto, ecco, sembra che si baciano ma si stanno insultando. Non hanno la mascherina, si subvicino, proprio anima e coro, anima e cuore, guarda che molti migli, molti fa, sta dicendo ti ammazzo dopo. Sono sottoposti a tamponi urgenti, già li farebbero ogni 4 giorni, ma adesso sono sottoposti a tamponi urgenti perché se si scoprirà la positività di una persona bisognerà mettere in quarantena, spostarsi e tutto il resto, insomma è un mondo difficile. Va bene, grazie all'avvocato Pasqua, prego Franco, poi tu hai già parlato, vuoi salutare qualcuno? Franco, mi pigli un microfono, vai. Saluto tutti e... Buonasera a tutti. Grazie al Franco Florio che sarà insieme a noi, ne do una mano, come dice il metano ti dà una mano, prego. Allora, Federico Fedeli, naturalmente il pivot del Pirossigeno, se vuoi salutare gli amici lo puoi fare, invitiamoli il 17 al Palazzetto dello Sport a Via Popili, al Palaferrari. Certo, prima di niente grazie per l'invito, per lo spazio. Ma ti stanno vedendo a casa, sì? Hai mi dato il link? Sì. Salutiamo Uruguay. La famiglia. Dove sei? Uruguay dove sei? Uruguay Montevideo, capitale. A Montevideo. Da Montescuro e tutto. Saluto da Montescuro, noi abbiamo Montescuro qua. Va bene, scherzo a parte. Ci hanno portato a Montescuro? No, ci sono le antenne a Montescuro. Ce la porti tu che ci hai fatto perdere l'ultima volta, Fabio? Siamo andati all'ultima trasmissione al Bar Leonetti in Sila, abbiamo fatto perché la superstrada naturalmente era chiusa perché i lavori li fanno ad agosto e quindi praticamente abbiamo fatto la strada della Coppa Sila e quindi a Montescuro, come dice, ci siamo persi. Uno è andato a destra, è chiusa l'antenna e comunque vabbè. Prego, cosa vuoi dire? Vuoi salutare? No, niente, già salutare. Il gnocchetto, è piaciuto il gnocchetto? Buonissimo, salutare anche il cuoco. Il cuoco, voi venite qua, con la pirossigeno, adesso venite a mangiare qua che vi porta bene, va bene? Certo. Grazie Federico. Michele Geraso, prego. Sì, parto dal... Ascolta, un messaggio per il cuoco, non chiude la cucina, ma prego. Parto dagli gnocchi. Se no muore dopo, Gnocchi eccezionali. Abbiamo capito, ho visto che ho capito. Mi hanno riportato a Roma. Vabbè. 2 cose, spero che chiaramente la squadra venga rinforzata. Questa è la curiosa, l'ha detto Gianluca che sono in arrivo dei colpi di mestiere, guarda adesso piange, ne basta niente. E poi vi lascio una riflessione, io credo che fare calciomercato fino alla seconda di campionato è una cosa assurda, il calciomercato si dovrebbe stoppare prima dell'inizio del campionato e anzi metterei anche un'altra cosa, per tutti quelli che si svincolano al massimo 1/2 giocatori a
squadra, perché sennò Diventa- teniamo sì, sempre certo. gli spogliatoi in Vabbè. fermento. Allora ragazzi, siamo in chiusura, io ringrazio, facciamo un applauso a Erika, un ringraziamento va al Franklin, Grazie a tutti. a tutto lo staff del Franklin, al lupo ritorna lunedì prossimo, sempre rigorosamente in diretta, grazie a Roberto, Totò, Peppino, a Malafemmina, c'è anche E grazie Francesco. anche a Fabio. Allora, Un applauso un applauso, vogliamo fare al grazie, nostro Fabio? va per piacere, va. Dai, te lo Ciao meriti. raga, una felice notte a tutti voi, la linea In bocca al al lupo a TG10, al TG10, ci sei tu o il TG? Non c'è, no, c'è Rosalba, la linea Rosalba Baldino che c'è il bocca al lupo telegiornale. anche alla squadra. Una felice sera, grazie a tutti E voi. buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.